Per i vaccini serve la svolta, lo dice anche il titolo di oggi di Screenshot, una svolta che non deve arrivare solo dalle dosi ma anche dall'organizzazione territoriale. Abbiamo parlato ieri anche di come si è riqualificata la fiera di Udine, che praticamente ha dato i propri spazi a disposizione, il padiglione 8, per mettere a disposizione 2000 vaccini al giorno, riconvertendo questi ambienti, ma serve anche la svolta coinvolgendo maggiormente i professionisti. Medici e infermieri sono proprio loro i protagonisti di questa puntata di oggi. Nella prima parte abbiamo Khalid Cussini, segretario della FIMG provincia di Udine. Buonasera, grazie per essere intervenuto. Tutti, buon pomeriggio. Allora, Cussini, giorni fa l'annuncio di questo accordo tribolato, quasi un parto potremmo dire, detta proprio parlando con un medico, però di questo accordo che c'è stato tra Regione, medici e famiglia, alla fine non si è mai vista una piena attuazione. A che punto siamo? Ma guarda, insomma, onestamente sono più i giornali, perché direi, come tutti gli accordi, insomma, c'è discussione per arrivare a un accordo. L'intesa c'è stata, è stata arrivata, è stata firmata sia a livello nazionale sia a livello regionale. Adesso è importante applicarla, rispettarla. Cioè, noi come medici in generale e soprattutto come FIMC, che siamo gli unici firmatari, siamo assolutamente in attesa di essere chiamati, essere coinvolti. Queste giustamente il titolo che diceva anche queste postazioni che sono state, come dire, alla fiera o anche a Civitale, a Codroipo o anche la prossima settimana, anzi fin settimana anche alla Tisana, sono anche sicuramente cose lodevoli, molto importanti, però sicuramente non bastano, occorre coinvolgere l'esercito del camice bianco, il sistema sanitario nazionale ha oltre 40.000 camici bianche, quindi è giusto coinvolgerli. Noi qui in regione siamo quasi oltre 900 e giustamente chiediamo di essere coinvolti. Quanti aderirebbero di questi 900? Quanti stanno aderendo? Guardi, con tutta sincerità c'è stata anche una discussione anche su questo, ma la verità per una incomprensione direi, perché l'adesione è totale, tutti i colleghi vorrebbero assolutamente essere coinvolti, solo che la verità è che il 15, quando è stato licenziato l'accordo, il 15, che proprio eravamo ancora in gruppo tecnico, deve essere ancora deliberato l'accordo a livello regionale, nella stessa serata i colleghi hanno ricevuto una email dai capi distretti dove chiedevano a tutti i medici di aderire in serata o il giorno dopo al massimo. Cioè, mi pareva veramente assurdo che uno aderisca senza sapere il contenuto dell'accordo. Cioè, lei firmerebbe un assegno in bianco? No, non vado in bianco io, ecco. Nel senso di assegno ovviamente, ecco, non Sì, vado a firmare un i assegno in colleghi bianco, essere, assolutamente. no, perché i colleghi giustamente volevano essere almeno, come per dire, informati del contenuto dell'accordo. E l'accordo ci siamo visti effettivamente durante l'AFT, cioè l'aggregazione funzionale territoriale, che noi ci troviamo una volta al mese tutti i colleghi per la nostra formazione, era la sede giusta dove abbiamo parlato e direi lì all'unanimità hanno detto tutti quanti assolutamente è il nostro dovere etico, morale di poter partecipare e nessuno escluso, tutti hanno detto, chiaro, hanno messo la postilla a dire che gradiremo di fare la vaccinazione presso la postazione messa a disposizione da parte dell'azienda. E questo perché magari non c'è tempo, un'altra volta lo spieghiamo, solo per evitare le rogne normative e soprattutto dal punto di vista legale, per essere assicurati e tutelati. Ecco, Cussini, lei sarebbe stato pronto, lei, i suoi colleghi anche, sareste stati pronti per vaccinare già anche nei palazzetti a Codroipo piuttosto che alla Tisana in questo fine settimana? Guardi, le dico solo una battuta. Io il 6 di marzo avevo avanzato una nostra iniziativa di medicina generale, quindi queste, diciamo, postazioni nascono 20 giorni dopo. E io certamente, come tutti quanti, abbiamo detto che vogliamo vaccinare, però lei mi insegna, almeno
i miei mi hanno sempre insegnato che al matrimonio vado se vengo invitato e non vado senza invito. Ecco, ma cosa prevede questo accordo? Giusto per spiegarlo anche alla gente che si sta vedendo. Cosa prevede esattamente? Semplicissimo. Semplicissimo, guardi, insomma, sono semplicemente, siccome è un farmaco nuovo, diciamo un vaccino nuovo, la gente, i colleghi volevano solo la tutela legale, perché se succede qualche cosa, chiaramente il collega deve essere tutelato. Quindi il consenso è un formato che deve essere compilato correttamente, insomma, spiegato al paziente e quant'altro, non solo deve spendere tanto tempo lì, ma soprattutto deve tenerlo per altri 10 anni. Giustamente 10 anni io devo fare un archivio, come tutti quanti i colleghi devono tenere un archivio per 10 anni a tenere il consenso informato, mi sembra in effetti assurdo. Allora, siccome l'abbiamo scritto nell'intesa che se vengono fatte queste vaccinazioni nelle postazioni messe a disposizione da parte dell'azienda, il consenso informato va a carico dell'azienda e quindi cioè, almeno stiamo leggermente un po' più titolati. Questo è tutto. Si è parlato tanto di Poi chiaro, compensi, si è parlato tanto di compensi, Cussini. Si è parlato troppo di compensi? Mi pare 10 allora, euro per guarda, ogni iniezione nell'ambulatorio, 16 euro se si va a domicilio. guardi, anche questa è un'altra vergogna che c'è stata voluta da qualcuno, chiaramente, ma come dicevo, ha sbagliato persona, ha sbagliato mira, perché come tutti No, no, i io contratti... non è una provocazione mia, però io le chiedevo se... No, no, ma dico no per dire con tutta franchezza, questa è una legge nazionale, cioè un'intesa nazionale. Noi abbiamo semplicemente l'abbiamo trasportata e l'abbiamo fatta calare a livello regionale. E come tutte le intese e tutti i contratti hanno la parte normativa, hanno la parte anche economica. Va bene? Mi creda, guarda, io non voglio tornare perché sarebbe veramente, divento noioso a dire quanto costerebbe all'azienda, alla regione, va bene, con i colleghi arruolati con l'ARCS, con il contratto a 80 euro all'ora, andare dal paziente insieme a 2 infermieri con l'azienda aziendale per fare un vaccino all'ora. Quanto costa? E quanto costa invece il medico di medicina generale che va invece da solo e va con il suo mezzo. Quindi mi pare che l'intesa è stata fatta a livello nazionale e non si è mai discusso sulla parte economica, anzi quello che è stato proposto è stato accettato, ma ripeto, qualcuno per suo interesse voleva provocare una scenata per dire insomma, che i medici non vogliono vaccinare perché vogliono soldi, che non è vero, ma più che altro perché non volevano ammettere una disorganizzazione e un fallimento nella partenza del vaccino, perché i vaccini si poteva e si può benissimo farli e basta affidarle ai tecnici che già hanno dimostrato, perché la medicina generale ha dimostrato in tutti questi anni per le vaccinazioni, soprattutto quelle anche antinfluenzali, abbiamo sempre dimostrato. Non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno. Basta che ci diano e noi lo facciamo. I nostri pazienti li conosciamo noi. Nessuno come noi conosce il Sì, paziente e conosce la sua patologia, le medicine che certo. prende, le allergie che prende e quindi Cono- chi meglio di noi? Chi meglio Conosco di bene noi? questo principio che è la base della medicina. Ci sono però altri temi in questi ultimi 3 minuti che ci separano dalla pubblicità e dopo ci lasciamo, almeno per quanto riguarda, dopo avremo anche gli infermieri. Quali sono gli altri tipi di interrogativi che voi vi ponete in questo momento, le altre problematiche? Lei mi ha parlato di 900 medici, però siete anche sempre di meno. C'è un problema anche di organico? No, ma allora, guardi, insomma, la verità, basta organizzarsi. Noi, con tutta sincerità, si può benissimo organizzarsi in tante postazioni, basta che ci mettano a disposizione e si può tranquillamente fare senza nessun problema. Cioè, invece di fare questo sport solamente il weekend per capirci il 1000, noi possiamo fare anche 7 giorni su 7 e nell'arco di un paio di mesi possiamo già chiudere tutta questa faccenda. Chiaro? Vaccino permettendo, perché insomma che devono essere i vaccini, perché se non ci sono i Questo è un vaccini... problema. Nel frattempo è cambiato un commissario. Ci hanno detto che a metà aprile dovrebbero arrivare tantissime dosi. Alcune dosi le vediamo di AstraZeneca all'interno di ad Anagni, il paese dei papi. L'ultima,
la speranza l'ultima a morire, quindi insomma noi continuiamo a sperare che arrivano i vaccini, che i medici in generale siano coinvolti, vengono considerate, vengono prese in considerazione e dopo avremo modo insomma di dimostrare quello che sappiamo fare. Senta, ho letto che Zaia per esempio va direttamente a chiamata, chiamano direttamente a casa, piuttosto che accedere a una prenotazione al CUP. Questo, secondo lei è fattibile questo? Chiamare le fasce d'età direttamente piuttosto che accedere alla prenotazione e magari avere intasato il CUP? Sarebbe più facile? Scusate, Come? basta affidare. Guardi, basta affidare 1000 prestazioni ad ogni medico, che noi siamo sempre titolari di 1500 pazienti. Basta affidare 1000, riusciamo a fare 900.000, quindi quasi tutta la regione. Ma cosa stiamo a dire? Chi meglio del medico che sa i suoi pazienti, chi sono, dove abitano e così via. Cioè, questioni di organizzazione e soprattutto direi di volontà. Questa è la verità. Qualcuno deve dire vuole o meno la medicina generale, questa è la verità. Grazie Cossini per questo suo intervento, io la ringrazio e le auguro buona serata. A voi, grazie mille. Buonasera. Andiamo in pubblicità e poi ci collegheremo col Presidente dell'Ordine Professioni Infermieristiche Stefano Giglio. Bentornati in diretta con Screenshot, parliamo oggi delle professioni che possono dare una mano per dare una svolta, come leggete nel titolo, ai vaccini, anche se prima di tutto devono arrivare queste dosi ed è la cosa più importante, altrimenti non si può andare avanti. Si è parlato nella puntata di ieri anche degli spazi messi a disposizione dai palazzetti e palasport anche al quartiere fieristico, però serve il coinvolgimento dei medici di famiglia e anche degli infermieri. E allora abbiamo Stefano Giglio, Presidente dell'Ordine Professioni Infermieristiche, collegato con noi. Buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Giglio, ringrazio io innanzitutto perché lei vedo che è impegnato, deve andare anche in un altro impegno di lavoro e si è fermato con noi. Però l'importante, come dicevo, è anche l'appoggio degli infermieri. Voi avete dato il vostro appoggio a questo tipo di campagna, in che modo? Ma dunque, fin da subito i 4 presidenti di ordine si sono mossi quando hanno percepito che c'era la necessità di dover dare un'accelerazione importante alla fase vaccinale che in questo momento è stata messa in campo dalla Protezione Civile, ma comunque anche da tutti gli enti a livello regionale che si sono ben mossi, insomma, fino adesso. Però abbiamo percepito subito appunto che ci fosse stata la necessità di dover, diciamo così, accelerare prontamente sul tema dei vaccini perché in questo momento, via per le varianti, ma via anche per la situazione dell'incremento importante dei contagi, credo sia ormai riconosciuto da tutti che è l'unica arma in questo momento che ci resta per cercare di poter vedere un barlume. Abbiamo proposto fin da subito la nostra disponibilità perché sapete bene che all'interno della nostra regione ci sono oltre 10.000 infermieri che sono iscritti ai 4 ordini provinciali, molti dei quali gran parte dei quali lavorano all'interno delle aziende, molti di questi invece sono dei liberi professionisti e tanti di questi, nonostante anche la buona fetta anche di pensionati che sono ancora abili per poter dare un certo supporto operativo, ritengono di poter dare una grossa mano a questa operazione e per fare questo però c'è la necessità del coinvolgimento diretto di questi professionisti, andando sicuramente ad aumentare quelle che sono le ore di vaccinazione, andando magari ad aumentare quelli che sono i calendari già programmati e come abbiamo più volte espresso anche all'assessore alla salute, al dottor Riccardi, abbiamo fatto capire che gli infermieri che sono abituati a lavorare sulle 24 ore, sabato, domenica, festivi, mattine e notti, in qualsiasi orario, in qualsiasi condizione, non hanno nessuna difficoltà a mettersi in gioco per aumentare quella che deve essere la capacità vaccinale all'interno del nostro territorio. Ora stiamo percependo come
si sono espressi anche i medici di medicina generale, forse l'intenzione di utilizzare delle modalità diverse, forse non riusciamo a capire se non c'è la volontà di aumentare in maniera vaccinale, e non lo sappiamo se c'è un'opzione di questo genere. Di sicuro ci siamo resi conto che con i numeri che possiamo avere, con l'aiuto anche dei medici di medicina generale, se decidiamo almeno la metà di questi infermieri, 4-5 mila infermieri all'interno della nostra regione, se decidono di dedicare un giorno del loro riposo settimanale ad andare a fare calendari vaccinali in ogni ambito del territorio, sicuramente in pochi mesi, in pochissime giornate riusciamo a raggiungere tutti quei numeri che sarebbero necessari per avere un'immunità di gregge sul territorio regionale. Poi, se gli attori in campo decidono di fare in altro modo, per l'amor di Dio, noi restiamo qui, sempre a disposizione, come lo abbiamo fatto, siamo sempre vicini al cittadino per quello che sono le nostre possibilità, e quindi insomma siamo consci che probabilmente insomma si vuole percorrere una strada organizzativa che in questo momento va bene così. Poi però chiediamoci se siamo le penultime regioni in classifica dal punto di vista delle somministrazioni dei vaccini. Insomma sì, questo è un tema che porta a altri tipi di riflessioni. Insomma. Ecco, voi ha dato dei numeri dicendo 10.000 persone, 10.000 infermieri. Voi avete lanciato un po' una campagna di adesioni nel frattempo, o lancerete? Noi stiamo predisponendo all'interno delle nostre piattaforme online che abbiamo all'interno dei nostri enti la possibilità e vogliamo chiedere ai nostri colleghi iscritti agli albi delle professioni degli infermieri e degli infermieri pediatrici, chi di questi avrà la volontà di manifestare un interesse di contribuire alla campagna vaccinale. Dopodiché valuteremo in qualche settimana quelli che sono i numeri che abbiamo raccolto dal punto di vista di adesioni. In questo momento non la facciamo una questione né dal punto di vista economica, né tantomeno dal punto di vista di lobby professionale e quant'altro. Le nostre competenze sono ben note a tutti quanti, tutti sanno quelle che sono le nostre possibilità dal punto di vista di messa in campo di azioni strategiche, dal punto di vista di organizzazione e quello che siamo in grado di fare in ogni ambito dell'emergenza-urgenza fino ad arrivare agli ambiti del sociale e del socioassistenziale, per cui siamo presenti su tutti i campi più importanti della salute della nostra regione. Se c'è la necessità, noi non abbiamo nessuna difficoltà a rimboccarci le maniche e a dire siamo qua a vostra disposizione, e non facciamo neanche una situazione basata sul puro mero, diciamo così, contrattazione dal punto di vista economico, nel senso che non siamo qui a parlare di 6, di 8, di 10, di 24 euro come hanno fatto altre professioni. Non è un problema di soldi, è un problema, secondo me, che deve andare a toccare gli ambiti dell'aspetto etico, dell'aspetto deontologico, della professione, del rispetto reciproco per il cittadino e di quello che possiamo garantire per cercare di migliorare le qualità di salute delle persone. Poi ognuno fa le proprie valutazioni. Ecco. Senta, lei ha detto che siete disposti a tutto, anche diciamo, sacrificare il vostro turno di riposo settimanale per dare la possibilità di vaccinare, perché d'altronde questa è una battaglia, anzi una guerra, come viene sempre ricordato da qualcuno. Però è anche una questione di organizzazione, come lei ha spiegato, e questione di organizzazione ha portato spesso anche a vedere, l'abbiamo letto sui giornali, l'abbiamo detto anche noi, tante persone poi magari infermieri che decidono di licenziarsi addirittura. Questo problema è reale in questo momento? State soffrendo anche per la mancanza di organico, per una questione di disorganizzazione, come qualcuno ha denunciato? Esistono questi problemi che si sono acuiti soprattutto in questa seconda e terza ondata? Beh, purtroppo esistono anche questi tipi di problemi, perché comunque sono problemi che ci trasciniamo indietro dalla notte dei tempi, nel senso che le recenti notizie che sono apparse anche sulla stampa di infermieri che si sono licenziati, ma ci giunge voce che ce ne saranno altri di infermieri che si licenzieranno, ma semplicemente perché fanno delle scelte
che sono mediate dall'opportunità di poter svolgere la professione in ambiti diversi, scegliendo direttamente il proprio datore di lavoro, perché l'infermiere che si mette in gioco nell'ambito del privato vuol dire che mette a disposizione le proprie competenze a chi ne ha bisogno e chiaramente diventa imprenditore di se stesso, ma a questo punto vuol dire che evidentemente ci sono dei problemi organizzativi che vanno ritarati, vanno tenuti in considerazione e si deve cercare di modificarli tutti insieme, sedersi intorno a un tavolo e capire quelli che sono i problemi reali di un'organizzazione, perché certi territori e certi orti che vengono, diciamo così, certi confini che vengono mantenuti da alcune professioni determinano una serie di disorganizzazioni a monte e a valle che purtroppo certe volte ingessano anche un sistema. Ora purtroppo altre organizzazioni ormai già ben rodate sia in Italia ma anche all'estero hanno puntato fortemente sulle competenze degli infermieri, sulla specializzazione degli infermieri, sulle competenze avanzate che hanno questi professionisti, affidando loro organizzazioni più o meno complesse, affidando loro scelte decisionali e scelte che non sono così mediate diciamo così, da condizioni diciamo forse anche un po' più politiche, ma nel senso ampio della parola, perché le scelte che spesso la professione le fa orientate per il bene e la salute del cittadino, e quindi sicuramente bisogna cambiare probabilmente quelle che sono le organizzazioni interne all'interno delle nostre aziende e anche del territorio. Se scegliamo di fare questo, probabilmente possiamo avere una sanità del futuro. Eccoci, è andato via purtroppo il collegamento. Eccoci, vediamo se riusciamo Eccoci. No, l'avevamo persa, l'avevamo un momento persa. Può ricapitolare? Dicevo che probabilmente bisogna fare delle scelte organizzative imperniate su una sanità del futuro che non può più essere medicocentrica. Va bene, grazie Giglio per aver affrontato questi tipi di argomenti e sperando anche che il suo appello riesca a raggiungere direttamente il destinatario, che abbiamo capito insomma chi è in questo caso. Grazie mille per questo suo intervento. Grazie a voi per il tempo. Le auguro buon lavoro. Grazie ancora. Buon lavoro a voi, grazie. Bene, questa è anche la conclusione della puntata di Screenshot. A me non resta che augurarvi buona serata, appuntamento sempre domani alle 19:45. Grazie, arrivederci.